Buonasera a tutti. Allora, stasera abbiamo come relatore il professor Antonio Brencic, che è docente di tecnica delle costruzioni, è uno specialista di cemento armato e oggi ci parlerà delle caratteristiche, delle innovazioni che ha portato questo cemento armato in tutto il mondo e anche a Genova in particolare. E quindi il professor Brencic è autore di numerosissime pubblicazioni a livello nazionale e internazionale e appunto è docente alla Scuola Politecnica dell'Università di Genova. Lasciamo la parola al professor Brencic e poi se ci sono domande, prego. Perfetto, grazie Presidente, grazie a tutti di essere intervenuti questa sera. Si sente? Si sente tutti? Allora, questo cemento armato, queste cose di cui si sente parlare, è un qualcosa che è arrivato fino a noi. Da dove arriva? Vi dico subito che è questo l'argomento di cui parliamo, come si è evoluto, con un piglio un po' fuori dalla geografia, fuori dai luoghi comuni. Vi anticipo subito per suscitare il vostro interesse. NBIC. NBIC non ha dato nessun contributo al cemento armato. In realtà c'entra la sua figura nella storia naturalmente e vedrete adesso come c'entra. Allora, cos'è il cemento armato? Un materiale? Molto spesso si parla di materiale. No, non è un materiale, è una tecnologia di costruzione in cui si uniscono il calcestruzzo e l'acciaio, perché l'acciaio supplisce, una caratteristica, scusate per qualcuno forse è una banalità, una caratteristica del calcestruzzo di essere scarsamente affidabile a trazione. Si dice che il calcestruzzo non ha resistenza a trazione, non è vero, ce l'ha, ma è molto variabile, quindi non è affidabile. E allora vedete quell'immagine. Di cemento armato sono tante cose, quella che vedete lì e che è comparsa adesso è la fondazione di una torre eolica, perfino piccola. Osservate in proporzione all'uomo sullo sfondo, vedete? Giusto per avere l'uomo là sullo sfondo, ha i piedi qua, all'altro estremo, giusto per avere un'idea delle dimensioni di una piccola torre eolica, giusto per dire che la torre eolica, sì, l'energia eolica è pulita, ma c'è tutto un contesto. Il cemento armato noi lo usiamo per tante cose, lo usiamo per fare degli edifici, come saranno alla fine, belli, brutti, lì non si capisce, per fare dei ponti, questo francamente mi sento di dire che è veramente brutto, per fare dei ponti, questo di Musumeci, ponti sicuramente originali, o per fare degli edifici. Chiuderemo parlando di Falling Water House, cioè la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright. Allora, cos'è il cemento armato? Un'arguta invenzione di qualcuno? O è il punto di arrivo, a un certo punto, cioè è, diciamo, lo sviluppo tecnologico a un certo punto ha prodotto questa tecnologia? Facciamo una prima. Il cemento armato ha bisogno del cemento come punto di partenza e quelli sono, osservate con attenzione, quelli sono in Europa le date in cui si aprono le fabbriche di cemento. Interessante è Parigi, 1852, e fra poco vi introduco un parallelo. Questo è il forno, guardate, il cemento è questa roba qui raffreddata e macinata, e questo, se lo sono a dimostrare, l'ho messo per ricordare come il cemento è una delle produzioni industriali, la seconda produzione industriale responsabile di CO2. Quindi inquiniamo, il cemento armato inquina. Allora, nel 1852 a Parigi aprono la prima fabbrica di cemento, un certo signor François Coignet, un imprenditore, che a un certo punto il cemento che sta a polvere, che mescolata con altre cose, con acqua, sabbia, ghiaia, diventa poi a un certo punto dura, assume la geometria che si vuole. E allora Coignet dice, sai che c'è? Lui inventa una ricetta, lo chiama béton économique, perché costava poco, e si costruisce la casa, quella casa sua, quella è Maison Coignet, che nonostante sia monumento nazionale dal 1998, vedete, i francesi non sono molto solerti a mantenerli. Non è in cemento armato, ha le pareti di
calcestruzzo, sostituisce la muratura di mattoni in calcestruzzo. Ed è curiosa perché subito il comune nomina una commissione di architetti, so che c'è qualche architetto, ma la storia è questa, la quale analizza questa nuova tecnologia e la giudica pericolosissima. Beh, è ancora lì, maison Coignet, come si vede. Allora, chi è? Chi unì per primo acciaio e calcestruzzo? Pensate, 2 avvocati. Allora, eccolo, e le uniscono in modo, qui comincia un parallelismo che sfugge ogni tanto, perché ogni storia che si scrive in Europa è molto europocentrica. Sicuramente nasce in Francia, un avvocato, Lambeau, si costruisce una barca. Avreste mai immaginato che esistono barche in cemento armato? Ne vedrete diverse, cioè ne vedrete, ve ne parlerò, ecco, ne vedrete diverse. Perché per navigare nel suo laghetto della sua villa e non avere la noia di pitturarla tutti gli anni. Ma anche Thomas Hyatt negli Stati Uniti, con solo 2 anni di ritardo, comincia a studiare, ma gli Stati Uniti sono molto pragmatici. Lui comincia a studiare solai e travi. Hyatt, tra l'altro, è un personaggio curiosissimo perché lui era un avvocato contro la schiavitù e dovrà scappare in Inghilterra per salvarsi la vita, morirà in Inghilterra. Allora, cosa succede? Succedono questi 2 mondi, sono mondi, guardate che gli Stati Uniti e l'Europa rimangono separati fino quasi alla Seconda Guerra Mondiale e rimangono separati anche tecnologicamente e scientificamente. Allora in Europa cosa succede? Delle persone inventano, non si sa quanto sapessero uno dell'altro, ma qualcosa sapevano, perché nulla nasce, le similitudini non sono casuali. C'è un giardiniere, io metto anche le immagini, perché la storia è anche in storia di persone. Monnier, un giardiniere che gli si rompono i vasi di terracotta, dice: sai che c'è? Proviamo a farli di malta, e si rompono di nuovo. Allora, sai che c'è? Ci metto dentro della rete metallica e guarda un po' che non si rompono più. E poi da lì fa dei brevetti, vedete, in quegli anni, per tubi, solai, ponti. François Monnier però non è un bravo imprenditore, morirà povero, ma proprio veramente povero, nel senso in una casa senza riscaldamento. Chi invece è bravo è Nebic. Chi è Nebic? Nebic è un carpentiere che non finisce neanche la scuola per carpentiere. È un grandissimo imprenditore e non si sa, non è rimasto traccia da dove lui abbia l'idea di proporre il brevetto, lo si vedrà meglio in qualche altra immagine, di una struttura in cemento armato che all'apparenza ha una grande modernità, fondazioni, pilastri, travi, solai. Essendo un grande imprenditore ha un'idea. Lui dice: guardate, qui è un ingrandimento di quella brochure, dice: fate tutte le costruzioni in modo economico, incombustibile. All'epoca c'era il terrore dell'incendio, i solai in legno, i caminetti e le stufe per riscaldare, gli incendi erano all'ordine del giorno e lui ha questa grande idea: se fate in cemento armato la casa non brucia, bruciano gli arredi, bruciano i libri, bruciano i mobili, ma non brucia la casa. E questa è l'idea che sfonda il mercato. Cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti c'è un ingegnere meccanico, William Ward, che ha una certa disponibilità, se vuole costruire la casa. La moglie gli dice: va bene, ma voglio che questa casa non bruci. E allora William Ward, che ha sentito qualcosa degli studi dell'avvocato Hyatt, comincia a sperimentare in giardino travi, solai, fino a poi a costruire il castello Ward, che è una struttura in cemento armato. Non lo sembra, lo stile è antico, ma è una struttura interamente in cemento armato. Ma attenzione, l'approccio è diverso. Prima di costruire sperimenta, prende le informazioni che aveva dato Hyatt e le sperimenta e le cambia, trova dei miglioramenti e poi costruisce. Questa è la grossa differenza tra Europa all'inizio e Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti ci saranno dei brevetti, ma gli Stati Uniti dureranno pochissimo. L'Europa è piena di brevetti, ognuno corre, quelli sono giusto dei disegni. Adesso io non voglio entrare nei singoli disegni, ci sono alcune cose che hanno una logica, altre che non ce l'hanno. Brevetti in Francia, in Spagna, Ungheria, Austria, Italia anche. Essendo brevetti,
non si sa cosa c'è dietro. Uno dice: perché hanno i Visentini, che è austriaco, nonostante il nome, perché fanno le travi in questo modo? Non si sa, perché il brevetto significa io ho una conoscenza che non ti dichiaro e solo io lo posso usare. La domanda è: ma ci sarà qualcosa dietro? Bene, negli Stati Uniti, attenzione, ricordate, a Parigi nel 1852 François Cognat, per la fabbrica di cemento, 2 anni dopo brevetta il calcestruzzo economico e 2 anni dopo si costruisce la casa. Negli Stati Uniti, 1844, un certo signor Frederick Ransom brevetta una ricetta per fare il calcestruzzo. Suo figlio, Ernest Ransom, studia i lavori dell'avvocato Hyatt e studia e pubblica libri. Scopre che l'aderenza, l'incollaggio tra acciaio e calcestruzzo sono un elemento fondamentale. Nel 1884 ha l'idea di produrre un acciaio sagomato in modo particolare, aderenza migliorata. L'acciaio di aderenza migliorata ci sarà anche in Europa, ma noi cominceremo a usarlo in modo sistematico dagli anni 70, ma 1970. Hyatt l'ha già capito. Hyatt però è anche un imprenditore e ha la sfortuna, come dicono nei paesi orientali, è un'opportunità, la tragedia è un'opportunità. Lui costruisce la biblioteca di Stanford in cemento armato nel 1891. Nel 1906 c'è il grande terremoto di San Francisco. L'università crolla tutta, tranne la libreria, e da lì Ransom, e da lì il cemento armato si diffonde negli Stati Uniti, ma non perché non brucia. Ward aveva la moglie che diceva: non voglio che bruci, stai attento. Però nasce negli Stati Uniti per questo motivo. Adesso, quali sono i fondamenti dei brevetti? Bene, oramai quello che è reperibile negli archivi si sa dei brevetti. La risposta è nulla. Non c'è nulla, se non facciamo così, proviamo, guarda quanto peso. Lo chiamavano il metodo empirico. Già metodo empirico, costruisci, metti il peso e guarda quanto tiene, di metodo ha abbastanza poco, non c'è un metodo lì dietro. Lo chiamavano il metodo empirico. È pieno, ne vedrete qualcun'altra di prove. Dice: guarda, quella è una trave visentini. Guarda. Sì, ho capito, ma perché funziona? Come? Lo studio scientifico è diverso. Si domanda: perché sta su? Quali sono i principi fisici? Vedete, quella è una verifica. Io costruisco, ci metto sotto sopra 1000 kg e quindi ti dimostro che tu puoi metterci sopra fino a 1000 kg. Invece il metodo scientifico è diverso. Tu mi dici quanto ci vuoi mettere sopra, 1000 kg, e io faccio la struttura di conseguenza, che è il metodo scientifico, appunto. Dove si sviluppa il metodo scientifico? Germania, Stati Uniti e con un certo ritardo in Francia. Perché con un ritardo? Perché in Francia aveva gli inventori che occupano il mercato, tra cui Hennebic, bravissimo imprenditore. C'è questa figura, queste 2 persone sono Friedrich Weiss e Konrad, che è a sinistra, e Konrad Freytag a destra. Fondano un'impresa, Konrad, l'impresa Weiss e Freytag. Vi anticipo subito una cosa che volevo dirvi più avanti, ve la dico subito. La fondano nel 1874, lì non è scritto, in Germania. L'impresa sopravvive alla Prima Guerra Mondiale, sopravvive alla Seconda Guerra Mondiale. Sapete quando chiude? È ancora aperta, in piena funzione. E adesso capirete perché. Cosa fa Weiss? Weiss ha delle disponibilità economiche. Lui usa il brevetto Monnier, ma questa cosa dei brevetti non gli piace. Lui finanzia, gira per tutte le università della Germania e finanzia i professori che facciano ricerca sul cemento armato. Porta nella sua ditta, quando trova uno bravo, lo porta nella sua ditta. Koenig è quello che risolve il problema della flessione. Naturalmente risolve, noi oggi la vediamo in modo più completo di come viene impostata, ma attenzione, siamo nel 1887 e Koenig spiega teoricamente perché il sistema Monnier funziona nel 1887.
il problema della flessione è solo un pezzo del problema della trave, ci manca il taglio viene risolto da Emil Mörch. Chi è? Mörch è un funzionario, un ingegnere di un comune che viene portato a questo patto, dice: al mattino tu lavori per l'impresa, al pomeriggio fai i tuoi studi e le tue ricerche, io ti finanzio quello che vuoi. Bene, Mörch scrive un libro sul taglio e attenzione che oggi il calcolo del taglio è ancora basato sulle ricerche di Emil Mörch. Emil Mörch diventa professore a Stoccarda. Quando lui diventa professore viene sostituito da Klein-Logel, è un nome che forse conoscono molto gli ingegneri. Forse non tutti sanno esattamente cos'è la flessione. Allora, questa è flessione, questo è taglio, quindi in questo modo si rompe, per fare in modo che non si rompa devo progettare in un certo modo, per fare in modo che non si rompa con questa diversa modalità devo usare, mettere delle altre armature. La sufficienza me la dai? Sì, benissimo. E vedete? E attenzione, i direttori tecnici dei Weiss e Freytag diventano professori nei politecnici della Germania. Questo è Karl Bach, che viene finanziato, anche lui studia al Politecnico di Stoccarda, ma il mondo tedesco è incredibile. Questo anziano è von Emperger, era un nobile, ricco, ma lui non si accontenta di vivere, lui si trasferisce nei primi del secolo negli Stati Uniti, dove ha l'idea, questa è la colonna Emperger, che usa acciaio e calcestruzzo. Quanto è importante? Bene, i grattacieli americani erano fatti con le colonne Emperger, se no non sarebbero riusciti a fare edifici così alti. Lui parte dall'Austria, dall'impero asburgico, va negli Stati Uniti, già ricco, potete immaginare come torna, ma soprattutto Emperger fonda le prime riviste scientifiche, ha l'idea della diffusione della conoscenza. Le riviste scientifiche che lui fonda, dove i professori scrivono, pubblicano le loro esperienze, esistono ancora oggi. Ma vi dirò di più. Cosa fa? Quello di prima, quello che vedete lì, in alto a sinistra, Weiss. Weiss non produce opuscoli pubblicitari, guarda io la mia ditta cosa ha costruito. No. Lui fa stampare il libro di Mörch, il taglio si sapeva, un problema, no? E lo distribuisce. Lo distribuisce agli ingegneri, lo distribuisce alle altre imprese. E uno gli dice: ma come? Ma tu spendi una marea di soldi per avere una conoscenza e poi la dai gratuitamente agli altri. Non hai paura che ti facciano concorrenza? E Weiss risponde: no, io sarò sempre 20 anni avanti. Weiss e Freytag, l'impresa esiste, In Germania ha sopravvissuto a 2 guerre. Allora, cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti il meccanismo non è legato a un privato, è legato ad un'associazione. Gli Stati Uniti hanno le lobby, i gruppi, quindi l'associazione dei produttori di cemento Portland, che finanzia ricerca. Cioè, vi immaginate, per carità anche in Italia succede, l'Italcementi ha fatto, ma negli Stati Uniti finanzia con le potenzialità degli Stati Uniti. E osservate che è strano nel mondo, perché sia dei professori Talbot e gli altri due che non riesco a pronunciare, Tourneur e Maurer, pubblicano dei testi di cemento armato, ma lo pubblicano, ci sono degli ingegneri. La ricerca scientifica è così dentro la cultura americana che questi, Rings, Marsh, Taylor e Thompson, sono 4 ingegneri che costruiscono e vogliono capire, e quando capiscono scrivono per spiegarlo agli altri. Abrams, tutti sanno il cono di Abrams, quanta acqua ci vuole nel calcestruzzo. Guardate che le regolette che usano oggi gli impianti di produzione di calcestruzzo sono quelle di Abrams. Guardate l'anno 1919, che ha studiato, ha fatto degli studi, il suo articolo è lungo 24 pagine, tanto, ma insomma non anche tantissimo, si usa ancora oggi, finanziato dall'Associazione dei produttori di cementi Portland.
Morton Whitney è il padre dei stati limite, che è un metodo di calcolo che usiamo oggi. È curiosa la storia di Morton Whitney, perché lui alle elementari, era figlio di NN, andava scalzo, non aveva i soldi per le scarpe, la mamma, e diventa professore, e lui studia il taglio, studia la flessione, con un punto di vista diverso di stati limite, quelli che noi usiamo oggi, 1925, 100 anni fa. Turner studia questo tipo di solai, queste colonne con questo capitello che reggono su tutta la struttura, ma se osservate l'evoluzione del cementerio negli Stati Uniti è dovuta agli ingegneri e alle università, mentre in Europa c'erano i brevetti sono fatti da giardinieri, carpentieri, gente che si arrabatta, impresari. Cosa succede nel mondo dei brevetti? Questo è Madrid, questo doveva essere un serbatoio, e un giorno al mattino arrivano in cantiere e lo trovano così, credo che si veda che non c'è più niente, è crollato. Ma succedono queste cose anche. Questa è l'Italia, questo sistema NBIC, noi oggi a occhio capiamo perché è successo quello. Questo è preso dalla lastra di vetro dell'archivio Porcheddu, di cui adesso tra poco vi dirò, e non è scritto dove, per non far sapere dove hanno sbagliato. Questo è Tunisi, piccolo problemino, e questo è Milano. Ma e qui vedete cosa serve, che contributo ha dato NBIC alla storia del cemento armato. Nel 1901 crolla l'hotel Zumbarien, credo che voglia dire all'Orso, a Basilea, 7 morti. Gli svizzeri tedeschi nominano una commissione con Ritter, Schule, Geisler. Chi sono? Geisler è l'ingegnere capo del comune, no, non lo conosceremo. Schule chi è? Schule è un professore del Politecnico che ha l'idea, le costruzioni stanno progredendo, dobbiamo istituire dei laboratori specifici per controllare i materiali delle costruzioni. A noi sembra normale, bene, Schule è il primo che ha questa idea. Ritter è un professore di scienze e costruzioni non so se Basilea o Zurigo, che ha introdotto dei metodi di calcolo che ancora oggi i miei colleghi in terza fila insegnano, ancora oggi si insegna il metodo di Ritter. Giusto per dire personaggi. Cosa fanno questi? Scoprono il mondo, scoprono che ci sono errori nelle fasi progettuali, bassa qualità dei materiali. Secondo NBIC nel calcestruzzo più acqua ci metti meglio è. Esattamente l'opposto. Mancano specifiche progettuali, il cantiere non ha indicazione operativa, per cui loro scrivono questo, spiegano perché è crollato e dicono non è più possibile consentire di costruire personaggi senza scrupoli come quelli che si stanno diffondendo. Non citano NBIC, ma l'hotel Zumbarien veniva costruito col brevetto NBIC. E sono tanti i crolli, io vi ho fatto vedere alcuni, ma è pieno di crolli, perché il crollo quando non produce morti non lascia meno traccia, si può nascondere, per cui ce ne sono molti altri. Allora Ritter, Schule e Geisler propongono una normativa tecnica che è introdotta in Svizzera nel 1901 e poi migliorata, anzi nell'appendice della loro perizia mettono uno schema di normativa tecnica, che è quella adottata nel 1901, ampliata nel 1903, e vedete gli altri grandi paesi europei. Che fine fanno i brevetti? Vengono annullati. In questo momento si prende coscienza che un brevetto può essere applicato su una tecnologia di produzione, ma non su un principio fisico. Se il calcestruzzo non ha una affidabile senza trazione, lì ci metto un altro materiale che resiste a trazione. Questo è un principio fisico, non è brevettabile. E quindi vengono annullati. L'Italia aspetterà che decadano. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono 6 figure di riferimento. Camillo Guidi è un professore del Politecnico di Torino che gli arriva in mano la brochure Monnier, scritta da Koenen, è un nome che è comparso prima, il primo che studia in modo scientifico il cemento armato. Lui comincia a studiarlo nello stesso anno in cui, 1897, quando è 10 anni dopo la brochure Monnier. Lo comincia a insegnare nel 1905, è un professore di scienze e costruzioni, nel suo libro aggiunge un appendice sulle costruzioni in beton armato, come si diceva. Silvio Canevazzi è a Bologna, Attilio Murgi è molto meno noto, perché è un professore di architettura tecnica, non di scienze e costruzioni, di tecnica della costruzione di Bologna. Tutti e 3
fanno parte, sono i tre che costruiscono le norme italiane del 1907. Di Guidi, vi ricordo il nome di Camillo Guidi, di cui sentiremo parlare. La seconda gruppo di persone che in Italia raccolgono l'esperienza ma vanno oltre. Ecco, prima si prende quello che fanno gli altri e si studia. Chi invece va oltre sono loro tre. Giuseppe Albenga, lui ha lasciato un libro sui ponti, viene chiamato il maestro, perché tutti i grandi nomi dell'ingegneria italiana sono suoi allievi, tra cui quello che è scritto in bianco si riferisce a Genova. Il professor Riccardo Baldacci, il grande padre, diciamo, della scienza della costruzione di Genova. Gustavo Colonnetti, un professore che passa un anno a Genova e in quell'anno fonda il laboratorio sui materiali da costruzione nel 1911 a Genova. Quello che aveva fatto Schule nel 1901 o poco prima in Svizzera lo porta in Italia Gustavo Colonnetti. Gustavo Colonnetti è un personaggio eclettico, sposa una moglie di 27 anni più giovane, dando scandalo in tutta Torino, ma invece con piena soddisfazione. A 32 anni è rettore del Politecnico, si ricorda bene del 1890, fonda il Partito Popolare, è uno dei padri costituenti. L'articolo che dice la Repubblica finanzia la ricerca scientifica e tecnologica è stato voluto da Gustavo Colonnetti, Umberto Nobile, quello dei dirigibili, e Giuseppe Firrao, un professore di Napoli. Ma soprattutto Gustavo Colonnetti l'8 settembre del 1943 espatria. L'8 settembre del 1943 è data nota nella storia italiana, va in Svizzera e lì fonda. Gli italiani che fuoriuscivano, che scappavano in Svizzera, venivano malvisti, venivano messi in zone protette, non erano prigionieri, non erano liberi di muoversi. Colonnetti dice, sapete cosa, va bene, fate così, raccogliete tutti gli ingegneri e lui apre una scuola per ingegneri che non devono perdere tempo. Quando finirà questa guerra il paese avrà bisogno degli ingegneri. E Colonnetti studia, sia prima che poi anche dopo la guerra, il cementato precompresso, di cui vi dirò un po' più avanti, che è una versione evoluta, una evoluzione del cemento armato. Arturo Danusso è un professore di Milano, lui all'inizio lavora impresa Porcheddu, ne vediamo tra poco, un'impresa italiana, si distacca poi, va al Politecnico, dove non solo lui sarà un progettista, ma lui avrà l'idea, non basta provare i materiali, dobbiamo provare dei modelli in scala ridotta delle strutture. Tutto questo ha avuto delle evoluzioni, ma questi sono i primi che hanno queste idee. Non so se il nome Porcheddu vi dice qualcosa. Porcheddu, Giovanni Antonio Porcheddu, che è quel signore lì, aveva 3 lauree tra l'altro, si laurea al Politecnico di Torino e in breve diventa il licenziatario, l'unico che può usare in Italia, il brevetto NEBIC. Il brevetto NEBIC che si basa su metodo empirico, prova, schiaccia, quando si rompe hai capito che più di quel peso non ci potevi mettere. Che metodo, francamente, come ho già detto, c'è poco. Questa è un'altra foto presa dalle lastre di vetro dell'archivio dell'impresa. Per lui ha contatti con Camillo Guidi, per lui lavora Attilio Muggia, Arturo Danusso che avete visto prima. Cos'è il cementato di Bic? È questo. Questa è una trave. Queste linee sono delle armature. Queste linee che sto indicando, quelle sia inferiori sia queste che si piegano in alto poi scendono, sono le armature, come diceva, a flessione, mentre queste tratti verticali sono le armature a taglio. Perché le mette in quel modo? Allora vi dico subito perché questo ferro a un certo punto si piega e va in alto. Sapete perché? Perché era bello, perché questo è un terzo, un terzo, un terzo. Cioè, guardate che dietro al brevetto NEBIC c'è anche perché mi piace vedere un terzo, un terzo. Se io divido la trave in un terzo, un terzo, un terzo, mi viene questa regoletta semplice da ricordare, che non ha motivo di esistere, ve lo dico già. E poi, vedete per esempio, uno degli enormi problemi del sistema di NEBIC è qua. Il ferro che si allarga a coda di rondine, ma
Vi ricordate, prima c'era scritto Ransom negli Stati Uniti nel 1884, qui siamo già nel 1910, nel 1884 dice l'aderenza dell'acciaio col calcestruzzo è un elemento fondamentale. Bene, i ferri sono ferri lisci e questa espansione a quadra di rondine non basta. Quello è uno dei tanti, forse il più grave, punto debole del cosiddetto sistema NBIC, perché dietro non ha una prova. Nell'archivio di Porcheddu ho trovato delle lastre di vetro fotografiche con delle prove dove si vede con gli occhi nostri che queste travi si spezzano perché il problema è lì, il problema è la coda di rondine, ma loro non lo capiscono perché non c'è metodo. Vedete, queste sono le opere NBIC. Porcheddu col sistema NBIC costruisce tantissimo a Genova. Qui riconoscete il Palazzo dei Giganti, vedete qua. Ha solo solai e i muri sono tradizionali. Questo è un altro edificio di via 20 settembre, non so. Questi ponti tra gli edifici sono di nuovo sistema NBIC. Borsa e posta, di nuovo sistema NBIC. Attenzione, è tutta roba non calcolata. Così. Ci metto i ferri perché l'ho fatto in giardino e ha tenuto. Questo credo che sia del Palazzo della Società Edes, via 20 settembre 2, salendo via 20 settembre il primo edificio a sinistra. Porcheddu avrà a Genova, lo costruisce un po' in tutta Italia, ma a Genova sicuramente la costruzione principale. Bene, questo è il primo edificio interamente con struttura in cemento armato a travi e pilastri. Si trova in via Caffaro nel 1932. Naturalmente se andate lì non lo riconoscete perché all'epoca lo stile era molto classico, aveva lo stesso stile degli edifici in muratura portante, ma questo, dico la verità, è stato identificato, l'abbiamo identificato io e il mio collaboratore, dov'è quell'edificio, perché fino adesso non si sapeva. Costruisce, questa è Valbisagno, Corriere Bisagno. Costruisce molti ponti, non è lo stesso, ma ne costruisce molti. Costruisce ponti anche di tipo diverso, più impegnativi, sempre col metodo empirico. Costruisce il lingotto di Torino, Porcheddu torinese. E questo è il mercato orientale a Genova. Non la parte esterna, ma la parte interna, dove adesso c'è il MoMA, come si chiama? Dove c'è? Quello lì, il Mong. Adesso qui è coperto, hanno messo una copertura con travi in acciaio degli anni 80, 70, ma il nucleo è in cemento armato fatto da Porcheddu. I padiglioni di San Martino, la clinica delle malattie mentali, adesso è clinica neurologica, è tutta roba costruita da Porcheddu col sistema NBIC. La villa che si vede in corso Maurizio Quadrio. Questa è una foto in costruzione. Questo è l'angolo, lo spigolo che sta là. Travi così storte con queste cose non hanno motivo di esistere, non le faremo mai oggi, ma si facevano perché? Per esempio, perché ha fatto questa trave qua? Ma perché gli piaceva, siccome ce n'era già due curve, ce n'ha messo una terza. Questo era il metodo NBIC. NBIC, ma anche Porcheddu, sono dei bravi imprenditori. Nel 1911 ricorre il 50° anniversario dell'Unità d'Italia. Il Regno vuole costruire un ponte, lo chiamerà Ponte Risorgimento, in occasione del 50°. Porcheddu dice: la mia occasione, lo devo fare io. Il bando è del 1909, in 2 anni devono costruire il ponte, e Porcheddu fa un'offerta che non può essere rifiutata a prezzo di costo. La cosa divertente è come ha fatto a calcolare i costi, non si sa perché non c'è progetto. Allora Porcheddu propone quello che poi è stato fatto, lo vedete lì, e lo propone perché dice: l'avete visto prima, io ho già fatto dei ponti ad arco più piccoli, ma sai che c'è? Ma lo farò più o meno uguale. Il problema è che non funziona così, si rende conto che c'è un problema. Allora chiama NBIC. Questa è una foto del cantiere, questo è Antonio Porcheddu, questo è NBIC, e questo personaggio che a me si suscita una grandissima simpatia, sapete chi è? È il capocantiere, che è in giacca e cravatta. Per dire i tempi come sono cambiati, si vede che è un po' più verace quel signore, gli altri sono un po' più ieratici, però quello è il capocantiere.
Cosa fa Porcheddu? NB che non sa cosa fare anche lui. Allora il tempo scorre, gli dicono: ma come? Non stai facendo niente? E lui comincia a fare le fondazioni, ma non c'è il progetto. Cioè, rendete conto, fanno le fondazioni e non sanno cosa ci starà sopra. In qualche modo NB gli manda dei disegni, fatti come? Ma non si sa, fatti come, e si fanno questo ponte. La commissione di collaudo, c'è un professore, Carlo Parvo Passu, che non è molto noto, il quale dice: ma a me sta cosa mica mi torna, ma gli arriva l'ordine, la devi collaudare, bisogna aprirlo, questo è, noi dobbiamo celebrare il 50°. Aprono e Parvo Passu non gli piace questa cosa, anche perché, guardate che roba che c'è qua, questo è un piccolo, chiamiamolo poggiolino, non un poggiolo dal ponte. Ci sono dei spostamenti mostruosi, ma soprattutto guardate cosa c'è dentro al ponte Risorgimento. Queste sono quelle lesioni, c'entra la mano. Eppure, questa è una caratteristica del cemento armato, riesce a sopravvivere anche con dei gravi danni. Vincenzo Franciosi è stato un grande professore di scienze e costruzione di Napoli e questa è la sua opinione. Oltre alla genialità nel concepire una così ardita struttura, il ponte di Risorgimento, vanno ascritti a sommo onore di Ennebic il coraggio e la tenacia nell'imporre la sua opera. Questa è la tattica del sandwich, cioè prima ti elogio nella sua opera e nel realizzarla, coraggio che rasenta, se si vuole, la mancanza di scrupolo, perché tutta roba così ha intuito. Perché tutti conoscono l'impresa Porcheddu? Perché Porcheddu era molto ordinato, gli piaceva documentare i suoi cantieri, aveva un archivio. Quando sta per fallire, l'impresa fallisce nel 1934, lui capisce che sta per fallire, e fallisce perché? Perché le norme che si susseguono vogliono giustamente il calcolo. Lui non calcolava. Il metodo empirico, non c'era calcolo. E quindi a un certo punto l'impresa collassa. E prima che collassi lui dona l'archivio al Politecnico di Torino, dove c'è ancora oggi. E quindi l'archivio passa per intero, rimane integro e passa al Politecnico di Torino. Per questo si conoscono tutti i lavori di Porcheddu, ci sono i disegni, ci sono le foto. Ma l'impresa, la grossa impresa è un'altra, è Ferrobeton, che ve lo dico subito, che nasce a Genova. Allora, Ferrobeton nasce nel 1908 ed è la filiale italiana di, guarda caso chi? Weiss e Freytag, quella impresa che esiste tutt'oggi dopo 2 guerre mondiali, dove Weiss era quello che finanziava tutte le università tedesche. E c'è anche del capitale italiano e qui vedete, lo riconoscete, questi sono il cosiddetto silos Ennebic, che non è tutto di Ennebic. Viene costruito, intanto Ennebic non c'entra niente con i silos, viene costruito dall'impresa Porcheddu col brevetto Ennebic e viene ampliato dopo pochi anni, dopo 6 anni, dall'impresa Ferrobeton, che utilizza il cosiddetto sistema Weiss. Ma il sistema Weiss non è un sistema, non esiste un brevetto Weiss, esiste il calcolo sulla base di una teoria. E voi lo vedete, adesso poi ognuno ha le proprie idee, il silos Ennebic non sono un oggetto omogeneo, hanno dentro 2 tecnologie, 2 imprese, è stato ampliato, tutta questa parte alta è stata aggiunta dall'impresa Ferrobeton. Ma Ferrobeton rapidamente, dopo 3 anni, ha addirittura 4 sedi decentrate, Milano, Roma, Napoli e Messina. In 3 anni, dopo 3 anni, si è estesa in tutta Italia, partendo da Genova. Perché? Perché il sistema Weiss, il cemento armato calcolato. E lì loro scrivono: si noti che i nostri metodi di calcolo non sono inquadrati su un unico tipo, la stessa cosa che la faccio un po' più lunga, un po' più piccola, ma è sempre la stessa zuppa, come si trovano svolti in certi deficientissimi manuali di scienza e costruzione. Qui un po' una critica a Camillo Guidi, che effettivamente nelle prime lezioni sul cemento armato del 1905 introduce il metodo Ennebic, che non è scientifico, ma vengono eseguiti i nostri calcoli caso per caso, tenendo conto, eccetera, eccetera. Ferrobeton cosa fa? Fa in Italia quello che faceva Weiss e Freytag, distribuisce il libro di Mersch. Dice: noi produciamo questo, noi siamo questi, quelli che finanziano la conoscenza.
Questo è un famosissimo, questo è il Charleston, stabilimento balneare a Mondello vicino a Palermo, fatto da Ferrobeton. Ferrobeton, l'anima di Ferrobeton è Giulio Krall. Entra nel 26, nel 35 già direttore. Giulio Krall è un matematico che per vivere deve fare l'ingegnere. Pubblica degli articoli di matematica e fa l'ingegnere. È napoletano, personaggio che è quasi americano per certi aspetti, perché non si sposa, non ha quasi vita sociale, vive dentro a Ferrobeton. Quando Ferrobeton chiude nel 1970, lui muore l'anno dopo. Essendo napoletano, lui arrivava sempre, non mi ricordo se da destra o da sinistra, e prima di entrare in ufficio andava e toccava le rotaie del tram, toccava per scaricare la sfortuna. Ferrobeton produce il mondo. Ferrobeton, attenzione, diventa l'impresa del regime durante il ventennio, costruisce il mondo, ma dopo la guerra è l'unica grossa struttura, per cui diventa protagonista anche dopo la guerra. Queste sono delle immagini dopo la guerra, un ponte, se vogliamo, per certi versi tradizionale, un ponte molto moderno che viene costruito e poi ruotato e portato in posizione. Questi sono altri esempi. La maggior parte, cioè l'impresa che ha costruito più ponti sull'autostrada del Sole è Ferrobeton, non riusciva a costruirli tutti. Quella è la firma di Giulio Krall. Costruisce anche, e questa è la sede, osservate abbastanza piccola, per gli standard di oggi è piccolina, per aver costruito mezza Italia. Costruisce anche dei padiglioni. Nel 60 entra in crisi di liquidità, nel 68 non smette di costruire, nel 70 chiude. Perché Ferrobeton non la conosciamo? Perché nel 70 chiude e l'archivio non viene trasferito. Si dice, signori ragazzi, prendetevi quello che volete. E quindi tutti i dipendenti e ingegneri hanno preso un pezzo di archivio. L'archivio si disperde. Quella firma di Giulio Krall è presa da un progetto. Io ho conosciuto uno di questi ingegneri che è andato nell'archivio, si è preso dei pezzi che io ho visto, Enrico Brunori, ancora vivo, a Roma, un ingegnere di Roma, che a casa sua ha una parte dell'archivio di Ferrobeton, una parte minima. Ed è per questo che noi non la conosciamo nella sua dimensione importante. Ma Genova ha tante grandi imprese che vi sorprenderanno. Carena è un'impresa storica, chiude dopo 140 anni, dopo 160 anni, fa le gallerie tra Portello e Largo Zecca e Corvetto, fa delle colonie, dei ponti, dei viadotti dopo la guerra, mica. Questo deve essere in Sicilia, non ne sono sicuro. Ecco, questo è interessante, questa è una foto di cantiere presa per costruire un ponte sul Magra verso Spezia. Perché è interessante? Perché vi mostra queste imprese durate 140 anni. Allora, chi c'è qua dentro? Questo è Francesco Perri, il proprietario, allievo di Camillo Guidi, ricordate? Ma chi sono questi? Questi sono i consulenti dell'impresa. Gustavo Colonnetti, Arturo Danusso, Giuseppe Albenga. Cioè l'impresa ha come consulenti i fondatori della scuola di cemento armati moderna italiana. Pensate che punto di vista di fare impresa che avevano. C'è Garbarino Sciaccaluga. Garbarino Sciaccaluga costruisce ponti sull'autostrada del Sole. Questo è il stabilimento della Vittoria, stabilimento di Ansaldo Energia, quello più antico, più grosso. Ma costruisce l'acquedotto Valnoci, la copertura sul Bisagno, e siccome il mondo è sempre lo stesso, il Comune di Genova non riesce a pagarli. E allora cosa fa? Gli regala il terreno in Piazza della Vittoria, che ovviamente per Garbarino Sciaccaluga è una grande fortuna. Garbarino Sciaccaluga costruiscono la stazione Termini, cioè un'impresa genovese che costruisce la più grande e importante stazione ferroviaria italiana. Forse la stazione centrale di Milano, ecco, può fare concorrenza. Ma c'è un'impresa poco nota, Mantelli, e forse non tutti si sanno che in occasione dell'esposizione internazionale, a me fa un po' ridere, di Marina e Igiene Marinara, mostra coloniale italiana e mostra italoamericana, del 1914 viene costruito una monorotaia tra grossomodo dove c'è la questura oggi fino in porto. Si chiama Telfer, che poi verrà demolita subito dopo. E ce l'avevamo, senza entrare.
fonda nel 1920 la Sakaim, società anonima cemento armato Ingegner Mantelli, che costruisce il campanile di San Marco. Il campanile di San Marco a Venezia non è quello originale, è crollato, è stato ricostruito dall'appendice dell'impresa genovese. E ne fonda un'impresa collaterale, la Ferrocemento. Vi ricordate Ferrobeton, la filiale italiana di Weiss e Freytag, e loro beton, cemento, ferrocemento. Nel 92 Mantelli viene assorbita. Mantelli costruisce, questo è il primo ponte in cemento armato precompresso italiano, nel 48. Guardate che nel 48 la ferrovia da Genova a Roma non girava ancora, e Mantelli aveva la capacità di introdurre, costruisce, è il primo ponte fatto con questa nuova tecnologia che aveva studiato Colonnetti, la colonia Fara, varie cose. Adesso cos'è il cemento armato precompresso? Il cemento armato precompresso, non posso entrare tanto nel dettaglio, ma vi dicevo prima, il calcestruzzo tende a strapparsi e lì ci metto il ferro. Allora sai che c'è? Qualcuno ha un'idea, e se io lo schiaccio, cioè io prevengo lo strappo, la rottura a trazione, lo strappo, lo schiaccio con delle tecnologie, cosa succede? Bene, questo è il cemento armato precompresso. Su questo la Francia è avanti. Questo è Charles Rabu, che è un professore all'École de Ponte-Chaussée, e queste sono delle mensole precompresse, dovevano allargare la strada sopra, ma sotto c'era la ferrovia. Per i francesi la ferrovia non si tocca naturalmente, e queste mensole sono mensole precompresse con questa nuova tecnologia che sono ancora oggi in servizio, sono lì. Quella foto è di 12-13 anni fa, non è mia, ma soprattutto è interessante un personaggio, Eugène Freycinet, è allievo di Rabu. Lui vuole fare il professore, ma Rabu e gli altri lo considerano un po' pirlotto, per cui dico: senti, vai fuori. Ma Freycinet è un bravo imprenditore. Freycinet costruisce questo ponte, la Werder, e questo non esiste più, è stato demolito durante l'ultima guerra, ma lavora molto in alto, nella Francia del Nord, verso il Belgio. Ma Freycinet ha idea, inventa i cunei Freycinet, un sistema, vedete il concetto del precompresso, io tiro questi cavi, poi li blocco. Come li blocco? Con i cunei Freycinet, si vede qua. Allora, quando li mollo, i cavi che sono stati allungati un elastico vorrebbero accorciarsi, ma non possono perché vengono bloccati lì dentro, e quindi comprimono il cemento armato. È talmente efficiente questo che il cemento armato precompresso si diffonde poco, perché lui, Freycinet, vuole tante royalties. Quando è che si diffonderà il cemento armato precompresso in grande stile? Quando scadono i diritti sull'invenzione di Freycinet. Questo, che veniva considerato un po' un pirlotto, ha avuto questa grande idea. Nel precompresso, uno che ha capito negli anni 30, con un anticipo di almeno 30 anni, dei fenomeni, il creep è un fenomeno di deformazione nel tempo del calcestruzzo, è un inglese, Oscar Faber, ma aveva un carattere talmente difficile che nessuno lo ascoltava, per cui le sue ricerche non hanno un grande seguito. Adesso, cosa succede durante la guerra? Cose strane. Allora, i tedeschi copiano il precompresso, copiano i brevetti dei francesi, perché politicamente a un certo punto i tedeschi non rispondono più a nessuno. E lo fa Heuer, un ingegnere di cui si perde traccia durante la guerra, non si sa cosa sia successo. Come si vede qua, diciamo, ci sono momenti tristi nello sviluppo del cemento armato precompresso, ma soprattutto Finsterwalder, vedete quello lì, e insieme al fratello produce navi in cemento armato. Questa è la petroliera Finsterwalder in cemento armato. I tedeschi non hanno più acciaio e allora usano cemento armato. Ma Finsterwalder è famoso per questi ponti, questi sono dopo la guerra. Il concetto è: io parto dalla pila e poi aggiungo un po' a destra, un po' a sinistra, in modo simmetrico. È vero che sta tutto su questa pila grossa, ma comunque al centro, ma non è un problema, perché io vado in modo simmetrico. Il cemento armato precompresso deve molto anche a Fritz Leonhard, che va citato. Ha fatto tante cose, diciamo, Fritz Leonhard è colui che ha sistematizzato il cemento armato moderno. Ma scusate se ve lo dico, Fritz Leonhard era uno stronzo, era iscritto al partito nazista e non ha mai abbiorato questa cosa. Comunque, personaggio tecnicamente di grande livello.
Questo vuole solo rappresentare il dopoguerra nostro italiano. Questo è il ponte di Recco, questo è il ponte in legno ricostruito e questo è il ponte che noi conosciamo di oggi in corso di costruzione. E vedete quanto era sparito di Recco tutto attorno per i bombardamenti, per demolire il ponte. Nel dopoguerra noi dobbiamo ricordare 3 o 4 nomi. Ce ne sono tanti, ma diciamo quelli che dobbiamo ricordare. Pierluigi Nervi, osservate gli anni, sono in crescita. È quello che progetta il Pirellone, Nervi, le Cartiere Burgo, lo riconoscete, il Palasport, Pierluigi Nervi. Lui progetta, adesso questo è un padiglione di esposizioni, ma questo è molto simile all'aula Paolo VI in Vaticano, che è di Nervi. Lui progetta costruzioni non precompresse, costruzioni che usa molto la prefabbricazione. Questa è la chiesa che c'è da via Milano dove si sale. Ora francamente dirla bella non lo so, però è di Pierluigi Nervi. E Pierluigi Nervi dice questo: il cemento armato è il più bel sistema costruttivo che l'umanità abbia saputo trovare fino ad oggi. Attenzione, il fatto di poter creare pietre fuse. Si insegnava che il cemento armato è la pietra artificiale di qualunque forma, superiori alle pietre naturali, perché capaci di resistere a tensione, ha in sé qualcosa di magico. L'abitudine a fatti straordinari ha diminuito la nostra capacità e l'entusiasmo, ma certamente il cemento armato meriterebbe suscitare ancora molto. Osservate un entusiasmo senza limiti per il cemento armato. Riccardo Morandi è un altro, vedete, un po' dopo. Nervi nasce nel 1891, Morandi nasce nel 1902, stiamo facendo un leggero passo in avanti. Questo è un ponte a Catanzaro di Morandi, questo è un ponte che sta costruendo, anche lui li costruisce di lato e poi sposta il ponte per una sorta di grande meccano. E lui dice: mi sono sempre occupato di problemi nei quali l'aspetto strutturale influenza grandemente l'architettura dell'opera e in quasi tutti i casi, quasi, l'ha detto così, in realtà in tutti i casi, ho preferito essere l'unica persona responsabile dell'intero progetto, cioè della progettazione funzionale, che noi chiamiamo progettazione architettonica, di quella strutturale e anche dei metodi di costruzione. Qui c'è prima il grande entusiasmo del cemento armato, qui c'è il grande entusiasmo del cemento armato al punto che l'ingegnere sostituisce l'architetto. Giusto o sbagliato non mi interessa, ma questa è, diciamo, l'evoluzione. Questa è tutta la procedura per costruire questo ponte. Costruirà ponti di vario tipo, ponte ad arco, Morandi. Morandi costruirà anche, vedete, questa fiducia nel cemento armato, si paga. Non dico si paga lui, si paga con delle costruzioni che si degradano. Questo è il viadotto Acragas a Siracusa. L'ultimo è Silvano Zorzi. Silvano Zorzi è allievo di Gustavo Colonnetti. Silvano Zorzi espatria in Svizzera durante la guerra e studia con Colonnetti, ma studia talmente tanto che gli viene esaurimento nervoso. Colonnetti dice calma, e comunque si riprende. E Silvano Zorzi, vedete, è nato nel 21, sono 10 anni, no, un po' più di 10 anni di differenza. Silvano Zorzi è la maturazione della storia italiana del cemento armato. Guardate, le opere devono essere durature, come facenti parte dello stesso contesto naturale, possibilmente senza congegni meccanici, senza cose strane che hanno bisogno di manutenzione. Più ci si affida alle cose strane, più si deve paventare, aver paura dell'incuria e il guasto del tempo. Lui aveva capito che in Italia la manutenzione è una parola di difficile attuazione. Meglio valersi il più possibile di schemi strutturali autonomi che sfruttino le intrinseche caratteristiche della plastica, materiali, componenti, cioè fate cose semplici. Lui infatti fa delle cose e dei ponti, alcuni ponti sono brutti. Beh, questo lo riconoscete, questo è il ponte sul Bisagno, questo è il ponte di Finsterwalder, si chiamano ponti di Vidal, che hanno una cosa strana: lontano dalle pile sono sottili, perché nascono proprio dalla pila che pian piano si allarga, allarga le braccia finché non trova il braccio della pila a fianco. Chi porta in Italia questo è Silvano Zorzi. Silvano Zorzi è un altro come Giulio Kral. Silvano Zorzi muore al lavoro. Silvano Zorzi deve andare in un cantiere in Trentino, gli viene mal di testa.
comincia a avere non sta bene, gli dicono scendiamo, il treno si ferma a Rovereto, dice andiamo in ospedale, no, io devo andare in cantiere, va in cantiere, poi io torno a Milano in ufficio, sbatte per terra, un'emorragia cerebrale da cui non si riprende più. È un'altra figura di persone che vivono dentro all'ingegneria, come Giulio Krall e Silvano Zorzi sicuramente. Bene, il cemento armato sono tante storie di successo, no, avete visto dei crolli, ma attenzione, ci sono anche delle storie che non si conoscono, questa è divertente, e siamo veramente alla parte conclusiva. Fallingwater House è la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright. Questi sono i protagonisti. Edward Kaufman, imprenditore, lui ha una catena di supermercati di origine ebrea, alto come me, 1,95 m, corpulento lo sono diventato anch'io, corpulento, e vuole costruirsi la casa non in campagna, in montagna. Si rivolge a un personaggio, Frank Lloyd Wright, molto famoso, ma sapete che Frank Lloyd Wright non è architetto, non si sa neanche se ha avuto la maturità, perché le scuole americane sono diverse dalle nostre, è tutto diverso. Si sa per certo che si sedeva in aula nel primo anno di architettura di un'università minore americana. Beh, non lo dico per sminuirlo, perché il genio esce dai percorsi forzati. Questi sono i suoi due strutturisti. Mendel Glickman, anche lui di origine ebrea, che mi incuriosisce, M sta per Mendel, vi ricordate le leggi del pisello di Mendel che si studia al liceo in biologia? Mi ha incuriosito. È Wes Peters. Wesley Peters, detto Wes Peters. Loro sono due ingegneri strutturisti che progettano le strutture per Wright. Wes Peters ha una storia, lui era un uomo di mondo, ha un primo matrimonio che gli va male, di solito frequentare le feste, fare ore piccole, di solito porta un po' i matrimoni a rompersi, e quindi si sposa in seconde nozze, anche il secondo matrimonio gli andrà male. Ma chi è la seconda moglie di Wes Peters? Natalia Alelujeva. Vi dice poco. Alelujeva era il cognome della madre, perché lei non voleva usare il cognome del padre, lei sarebbe stata Natalia Josipovna Djugashvili, la figlia di Stalin. Sposa la figlia di Stalin, la quale nel 68, se non sbaglio, ottiene, in rotta col sistema sovietico, ottiene di poter andare negli Stati Uniti e lì dopo un po' sposa Peters. Poi si ridivorzieranno, Peters avrà un terzo matrimonio e la Natalia Alelujeva morirà alcolizzata molto male. Mentre Robert Silman è un ingegnere che è il salvatore di tutta la cosa. Se esiste ancora Fallingwater House, lo dobbiamo a Robert Silman, un bravo ingegnere di New York. Cosa succede? Wright si incarica di fare sia il progetto architettonico che le strutture, ma le strutture non le fa lui, le fa Glickman, gli ingegneri strutturisti che dirigono uno stuolo di giovani. Wright in quel momento stava progettando la sede della Procter & Gamble, veramente una cosa stranissima. Non ho riportato la foto, ma se andate a vedere la sede è un edificio stranissimo. Per cui questa casetta, lui non fregava niente, era in ritardo e si scrive in ritardo, sì, sto lavorando, balle, non era vero. A un certo punto si mette a lavorare e disegna e tira giù sto disegno. Allora, questa casa ci colpisce per tante cose, ma soprattutto colpisce perché ha queste grandissime terrazze che vengono in fuori. Questo livello qua è quello che è rappresentato qui. Vedete questa specie di terrazzino che viene fuori? È questo. Questa roba sta su perché ci sono delle grandi travi, si chiamano mensole, che partono dal cuore dell'edificio e vengono in fuori. Già questo rebigo rotondo nell'ottica di oggi ti fa venire un po' i brividi, però facevano così. Qui c'è la scala che scende e va sulla cascata. E vabbè, questo solo per far vedere come funziona. Kaufman, che ha fatto i soldi, io è una cosa che ho notato, che certe persone raddoppiano i professionisti. Uno dice, il progetto architettonico lo fai tu, bene, però te lo faccio controllare da un altro. Non è questo il caso, ma lui fa controllare il progetto del cemento armato da uno studio di Pittsburgh. Lui era di Pittsburgh, dove c'erano le acciaierie. E allora
Frank Lloyd Wright manda all'ufficio, manda i disegni del cemento armato, Kaufman li prende, li manda dai suoi ingegneri di fiducia e dice: va bene? E questi gli dicono: ma per la verità il ferro è la metà di quello che dovrebbe essere. E Kaufman scrive a Wright: guarda che i miei consulenti mi dicono che i tuoi disegni sono sbagliati. Wright risponde in questo modo. L'ho voluto lasciare in inglese, ve lo leggo in italiano. Wright dice a Kaufman, al committente: se stai pagando per fare i calcoli sul calcestruzzo lì da te, non c'è motivo per cui noi li facciamo qui. Io sono anche disposto a essere sostituito, ma non sono disposto a essere insultato. Non so con che tipo di architetto lei sia abituato a trattare, ma apparentemente non è il tipo di architetto che io penso di essere. Carattere di merda anche Frank Lloyd Wright. Sembra che lei non sappia come si tratta un architetto decente. Ho messo così tanto entusiasmo in questo progetto che ho diritto di aspettarmi la fiducia del cliente, o se no tutto a quel paese. E Kaufman risponde: se siete stati pagati per fare i calcoli sul calcestruzzo lì da voi, non c'è bisogno che facciamo i calcoli sul cemento armato qui da noi. Dice: non voglio sostituirla come lei suggerisce, né voglio essere insultato. Non so con che tipo di clienti lei sia abituato a trattare, ma apparentemente non i clienti del tipo che io penso di essere. Sembra che lei non sappia trattare con un cliente di tipo decente, di buon livello. Ho messo così tanta fiducia ed entusiasmo in questo completo progetto con le mie capacità limitate, e ho fatto di tutto per aiutare, per arrivare al punto, per sostenerla, che mi merito il suo rispetto. Così, oppure a quel paese tutto. Wright gli risponde ancora così, e comunque arrivano in fondo. Adesso osservate, non succede solo oggi, osservate la differenza tra il costo preventivato e il costo finale. È chiaro che Frank Lloyd Wright poteva permettersi tante cose, però notate, 5 volte tanto. Allora, che cosa succede? Kaufman chiama questa casa, non la chiama Falling Water, è chiamata internazionalmente, loro la chiamano Pepper Pot, la pepiera, oppure Seven Bucket, i 7 secchi, oppure Rising Mildew, la muffa che cresce. Perché? Perché in quella casa non è mai riuscito ad avere il tetto intero. Il numero minimo di secchi che aveva in casa per raccogliere l'acqua che gocciolava durante la pioggia era 7 o più, quindi 7, perché meno di 7 non è mai riuscito ad averne. Bene, la domanda è: perché questo? No, è normale. Peraltro non è che abbia tirato il risparmio, non è che gli abbia detto a un certo punto non pago più. Cosa stava accadendo? Allora, queste due cose sono queste due. Adesso non sembra esattamente, ma sono quelle due. Sono queste due grosse terrazze. Ricordatevi che i consulenti di Kaufman gli hanno detto: guarda che hai messo la metà del ferro che ci voleva. Pare, anzi è sicuro, da quello che hanno visto dopo, che Kaufman ha detto: va bene, hai ragione tu, e ha dato ordine di metterci il doppio. Dopodiché, quando costruiscono queste cose, quando tolgono i puntelli, queste strutture scendono di 3 centimetri. 32 mm. 32 mm non è un numero che appartenga al cemento armato. Il cemento armato si deforma di frazioni di millimetro. Il decimo di millimetro è. Però non me lo sarei aspettato. Il millimetro, mi metto le mani di 32 mm. Nel 1995 questo era sceso di 20 centimetri.
cioè 20 cm su 4,5 metri. Attenzione, la pendenza del 5%, è una cosa. Cosa stava succedendo? Qui interviene Robert Silman, e semplicemente avevano sbagliato tutti. Non è vero che Wright aveva messo la metà del ferro che ci aveva messo un quarto. Quindi raddoppiandolo, come ha dato ordine a Kaufman seguendo i suoi consulenti, è comunque la metà di quello che ci doveva essere. Quando tolgono tutto, tolgono il pavimento, tolgono tutto, queste travi sono così. Cioè non c'è teoria, magari i miei colleghi adesso che dice perché sta roba riusciva ancora a stare insieme. Non c'è teoria adesso, non sto posizionando, ma che cosa stava succedendo? L'edificio stava crollando. L'acciaio si stava snervando, cioè questa cosa che era scesa ai 32 mm e poi è continuata a scendere, stava crollando, era l'evoluzione del crollo. E perché entrava acqua? Perché la struttura si muoveva e strappava l'impermeabilizzazione. Silman fa puntellare in modo elegante, ma è puntellato qui. Questa è una struttura in acciaio che tiene su tutto. Fa puntellare e adesso, senza entrare troppo nel dettaglio, cosa fa? All'esterno mette il ferro che non avevano messo in costruzione, detto in modo un po' semplice. Poi fanno altre opere perché, per esempio, non so se sapete, Kaufman a un certo punto si lamentava perché quando prendeva la scala picchiava la testa, perché Frank Lloyd Wright, lui diceva: io non progetto con gli standard, io progetto per me. Il problema è che Frank Lloyd Wright era alto così e Kaufman era alto come me, per cui il concetto di altezza nelle scale era problematico e Kaufman, se non ci pensava, picchiava la testa quando andava in camera da letto. E quindi il cemento armato non è una storia di invenzioni. La storia romantica degli inventori non c'entra niente, non hanno lasciato niente. NB hanno lasciato costruzioni fatte, dice ma sta su, sì vabbè, sapete, se voi sta su, tanti, tutto il centro storico sta su, nessuno ha fatto, l'hanno costruito senza fare conti, ma non è che si stia su significa più di tanto, ma è storia di uno sviluppo tecnologico. Noi perde perché noi facciamo una storia europacentrica, il parallelo con gli Stati Uniti. Il metodo empirico, pensate, gli inventori parlavano di metodo empirico, questo sta al di fuori della nostra modo di pensare. E invece, quello, se ci pensate, questa storia dimostra il potere del R&D, Research and Development, della ricerca. Weiss finanzia le università tedesche. L'associazione dei produttori di cemento Portland finanzia le università americane e ha una propria struttura di ricerca, una struttura potentissima. Noi oggi usiamo, dopo più di 100 anni, i risultati di cosa hanno fatto all'epoca. E Genova ha un suo piccolo spazio, se ci pensate, e nel contesto italiano, non nel contesto internazionale. Perché in realtà l'Italia, vi ho fatto vedere alcuni nomi, ce ne sono molti altri, molti di quei ponti che ho fatto vedere, ce ne sono tanti, sono all'estero, ma l'Italia sarà un realizzatore. L'Italia userà la teoria sviluppata nel mondo per fare grandi cose, anche per costruirle, ma non svilupperà in Italia, non svilupperà grandi cose. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie per questo excursus storico, molto interessante. Confesso, io molte cose non le conoscevo. Mi ha colpito il fatto della villa sulla cascata, che pensavo fosse uno dei più importanti progetti di architetti, eccetera, invece ha avuto anche lì un po' di problemi, eccetera. Bene. Siamo un po' in ritardo, vediamo se ci sono domande. C'è qualcuno che ha desiderio di avere qualche chiarimento? Sì? Grazie per l'interessantissima illustrazione. Le farei una domanda su una mia curiosità.
Il grattacielo dove c'è l'insegna del primo canale è in calcestruzzo? Di che periodo è? Anticipati i tempi? Ne ho sentito parlare in maniera molto superficiale finora. Allora, lei mi fa una domanda specifica su un specifico edificio, tra l'altro abbiamo qui una persona che lavorava a Primo Canale. Quello è un edificio in cemento armato, a travi, pilastri, interamente in cemento armato. Mi permette di dare una risposta non sullo specifico, io non ho conoscenze specifiche di quell'edificio, ma su una cosa che non si potrebbe pensare. Si dice una volta si costruiva meglio. Beh, non è così. Le costruzioni in cemento armato degli anni 30 hanno una cosa incredibile. Negli anni 30 l'Italia prima fa la guerra in Etiopia e poi è impegnata nella guerra in Spagna e subisce le sanzioni internazionali. Mussolini risponde a questo è un fatto storico, poi ognuno giudica come vuole, ma fatto storico, dice noi ce ne freghiamo e lancia una campagna di costruzioni, tra cui Piazza della Vittoria, quell'epoca lì, tra cui anche il grattacielo. Adesso ripeto, io sto parlando in generale, non sto parlando nello specifico, però l'Italia ha poco ferro. E quello poco serve per le costruzioni militari, non può importarlo, ha poco cemento, ha pochi impianti di produzione e non produce i macchinari e non può importarli e bisogna costruire. Bene, c'è un edificio a Genova che il laboratorio dell'università che dirigo ha studiato in particolare ed è incredibile. Erano 7-8 piani al piano terreno e i pilastri hanno una resistenza non eccezionale, ma ce l'hanno. Al piano di sopra un po' meno. Non può essere un caso, ma stabilmente, proprio il piano è fatto bene, è più o meno lo stesso numero. Il piano di sopra è fatto bene, più o meno lo stesso numero, un po' meno di quello di sopra, perché? Perché il piano di sopra ha un po' meno peso, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro sono edifici quelli del trentennio, ripeto, non mi riferisco a quello, non ho conoscenze nel dettaglio e quando si fa un discorso generale esistono le eccezioni, per cui bene, male certamente, per cui i periodi, gli edifici del trentennio, degli anni 30, della fine di quel periodo, hanno questa caratteristica di soffrire la mancanza di materie prime e questo lo si vede, lo si misura. Non so se ha risposto. Ci sono altre richieste? Sì. Entrando in questo specifico e in quel periodo, viceversa però c'erano dei libri sulla progettazione del cemento armato, io penso a Santarella classico, che erano molto ben congegnati, molto ben fatti e che hanno, come dire, sono stati alla base di tutta un insieme di progettisti che negli anni poi anche del dopoguerra sono stati hanno affrontato il loro lavoro con molta dedizione e molta attenzione, o mi sbaglio? Assolutamente, io ho fatto alcuni nomi, ce ne sono molti altri. Luigi Santarella, che era un professore al Politecnico di Milano, è un altro di questi, e cito proprio Luigi Gambarotta, l'autore di questa domanda, perché all'epoca, questo ce lo metto io, i professori scrivevano libri per insegnare come si faceva il cemento armato, che forse è quello che è intrinseco. Adesso forse si dà molta importanza alle norme, che sono importanti, ma non meno importanza alla formazione, perché se non sei formato la norma non può integrare una conoscenza che non c'è. Erano tempi diversi, certo. Bene. Se non ci sono altre domande, dato che siamo abbondantemente fuori i tempi massimi, ringrazio tutti per la vostra presenza e vi ricordo che la prossima settimana, avremo lunedì 26 gennaio alle ore 17 Paola Martini e Lili Ghio che parleranno Sacro e Pop, un capolavoro di Niccolò Barabino, la quasi oliva speciosa in Campis e la sua fortuna.
Vi anticipo anche giovedì 29, ore 17, invece parlerà il professor Vittorio Coletti, italianista, è un professore emerito all'Università di Genova, parlerà del mondo del diritto visto da un letterato. Grazie e arrivederci. Buonasera. Grazie.